Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Andiamo subito a dare uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Vi segnalo che la Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla ormai tradizionale Festa del Pesce che avrà luogo fino al 22 settembre presso gli impianti sportivi con ampio parcheggio. Troverete saporiti piatti naturalmente a base di pesce da degustare dall'antipasto al fritto misto, branzino, baccalà e ancora anguilla, seppie e molto altro ancora. Tutte le sere a partire dalle 19 e la domenica anche a pranzo, non mancate. Domenica 15 settembre a Roncade si terrà la 53esima tradizionale Fiera degli Osei nella meravigliosa location del Parco del Fiume Musestre, ma ci sarà anche la Fiera dell'Artigianato in via Roma. Si potranno ammirare una ricca esposizione di uccelli da gabbia e voliera, pappagalli, falchi, rapaci e ancora cani, gatti, asinelli, antichi mestieri e poi laboratori per piccoli e grandi, un'escursione in canoa canadese sul fiume, uno ricco stand gastronomico, artigianato locale e molto altro ancora da mattina a sera. In apertura della festa dell'uva, venerdì 20 settembre alle ore 20:15 l'associazione Dama Castellana vi aspetta numerosi in piazza Cima per la rinomata cena della vendemmia. Avrete così la possibilità di degustare piatti della tradizione, naturalmente con la convivialità della vendemmia veneta. Torna questo weekend fino a domenica 15 settembre l'ormai tradizionale festa del quartiere di San Zeno a Treviso, una vera e propria eccellenza del quartiere e della città. Ci sarà la mostra fotografica, un ricco stand gastronomico, poi balli popolari, laboratori di pasticceria, musica dal vivo. Domenica 15 settembre dalle 9 alle 12 biciclettata in collaborazione con la FIAB e alle 12:30 brunch di quartiere condiviso e partecipato. Non mancate. Nel 1971 Greenpeace iniziò la sua attività. A bordo di un vecchio peschereccio, 4 acerrimi ambientalisti e pacifisti verso l'Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo degli Stati Uniti. Il tentativo non andò in porto, ma la forte risposta dell'opinione pubblica, che si schierò moralmente con il piccolo gruppo, sancì così la nascita di una vera e propria organizzazione. Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri. Leonardo da Vinci. Eraclea Mare è la prima e unica località turistica italiana ad aver raggiunto un sistema di ecocompatibilità totale. Il 60% dei rifiuti turistici viene riciclato grazie alla pratica della raccolta differenziata. Anche per questo motivo ha ricevuto dalla Guida Blu di Legambiente, sia nel 2009 che nel 2010, l'attribuzione delle 3 vele per la spiaggia e delle 4 stelle per l'ambiente. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.